Buongiorno da Telefriuli, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. C'è un nuovo incendio che sta avanzando sul Carso, questa volta sul versante del Friuli Venezia Giulia tra Doberdò e Aurisina, su un fronte di circa 10 km passando per il Liset. Sul posto stanno operando decine di vigili del fuoco per tentare di circoscrivere le fiamme e la vasta area boschiva interessata su diversi punti. Per agevolare le operazioni è stato interrotto il traffico ferroviario che attraversa la zona, ma si sta valutando la chiusura dello svincolo autostradale. Almeno 3 nuovi focolai attivi, i più importanti nel Monfalconese alle spalle dell'area cantieristica e nella zona dell'Isert. Un altro incendio è posizionato in zona Sablici nel comune di Doberdò, ma altre fiamme si sono sprigionate anche nel territorio di Aurisina. Alte le colonne di fumo che si sono levate, visibili da decine di chilometri. Sul posto c'è tutto il personale a disposizione del comando di Gorizia e del distaccamento di Monfalcone, ma non è escluso l'intervento degli elicotteri come avvenuto nel pomeriggio di ieri a Bibbione, e a supporto dei pompieri ci sono anche i volontari della protezione civile di Monfalcone e Gorizia. Oltre confine sul Carso sloveno continuano intanto incendi nella zona interessata dal rogo divampato tra domenica e lunedì, e sono sempre attive le squadre del soccorso slovene. A Gorizia ancora giallo sulle cause della morte di Walter Pappalettera, 41enne trovato senza vita domenica pomeriggio nel garage della propria abitazione. Si indaga per omicidio, ma non è esclusa l'ipotesi della caduta violenta. A fare chiarezza sull'accaduto sarà l'autopsia. È ancora giallo sulle cause del decesso di Walter Pappalettera, il 41enne ucciso domenica pomeriggio nel suo garage a Gorizia. Ad aggredirlo, secondo quanto trapela dalla questura del capoluogo isontino, potrebbe essere stato un gruppo di persone. Si indaga per omicidio, ma non è esclusa la caduta violenta. Gli investigatori non tralasciano al momento alcuna pista, a partire da quella di un regolamento di conti per consumo e spaccio di sostanze stupefacenti. Sul corpo del 41enne è stata comunque disposta l'autopsia. Ex titolare di un tabacchino a San Rocco, la vittima viveva a Sant'Anna, in via Garzarolli, insieme ai genitori in un condominio del Palazzo Celestino che spicca sulla via. Pappalettera è stato ritrovato con un'ecchimosi al volto ed una ferita lacero contusa sulla fronte. Sarà l'autopsia a rilevare quali altre ferite gli sono state provocate, mentre proseguono le indagini per risalire all'identità dei responsabili. Per cercare eventualmente di dare quanto più possibile un volto, un numero preciso agli assalitori, al vaglio ci sono i filmati delle telecamere di sorveglianza del quartiere. Domenica pomeriggio, a quanto pare, nessuno dei vicini di casa ha sentito e visto nulla. Il box dove è stato ritrovato l'uomo, ancora agonizzante, è stato posto sotto sequestro. Chiedeva continuamente soldi a donne conosciute sui social, adducendo le scuse più disparate o in cambio di promesse matrimoniali. Diceva di essere un soldato americano in missione in Siria, in realtà era un 47enne ghanese. L'anno scorso ha spillato a 3 donne qualcosa come 63.000 euro e ora è finito nei guai. Si fingeva un militare americano in missione in Siria e, con diverse ma tutte false giustificazioni, nel 2021 si è fatto versare da 3 donne considerevoli somme di denaro. Il sedicente soldato in realtà era un 47enne ghanese residente a Pordenone che utilizzava Facebook per individuare, quindi sedurre virtualmente, donne che in buona fede gli versavano dei soldi tramite bonifico bancario o ricarica sulla carta Postepay. Un bel gruzzolo, verrebbe da dire, se si pensa che a conti fatti la cifra si aggira sui 63.000 euro. L'uomo, secondo la procura di Pordenone, che si è avvalsa nelle indagini del nucleo truffe online dei carabinieri, si è fatto versare denaro in cambio di promesse di matrimonio oppure adducendo le scuse più disparate, dal pacco bloccato alla dogana e la necessità di soldi per sbloccarlo, all'incidente stradale con il figlio. Le indagini, lunghe e complesse, hanno per ora consentito al GIP di Pordenone di emettere l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'uomo, con tanto di obbligo di presentarsi davanti all'autorità giudiziaria. Da qui l'invito del procuratore Raffaele Tito a presentare attenzione nell'erogare soldi a persone o enti che non si conoscono veramente. Bancarotta fraudolenta documentale per distrazione e autoriciclaggio in relazioni a cessione finalizzate ad ostacolarne la provenienza. Sono i reati che la Guardia di Finanza contesta a un imprenditore vicentino arrestato su disposizione della Procura Berica. Nel corso degli anni, spiegano gli investigatori delle Fiamme Gialle, l'uomo ha ricoperto il ruolo di amministratore di diritto e di fatto di 5 società soggette a procedure fallimentari. Al termine delle
indagini il danno è stato quantificato in 290.000 euro, disposto il sequestro di terreni e fabbricati in provincia di Pordenone e di Pavia per un valore stimato di circa 800.000 euro, di cui l'indagato aveva acquisito la proprietà tramite una società della quale è risultato amministratore di fatto. I militari della stazione di Trieste Scorcola, al termine di una prolungata attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà alla procura un 22enne triestino che si è reso responsabile di danneggiamenti di una quindicina tra autovetture e motocicli parcheggiate, nonché della vetrata di un palazzo. Gli eventi risalgono al 7 maggio scorso, quando verso le 3 di notte, in evidente stato di ebbrezza alcolica, aveva danneggiato appunto una quindicina di mezzi parcheggiati tra via Barbariga e via Udine e successivamente aveva distrutto la vetrata del portone d'ingresso di un palazzo in via Barbariga. Le indagini hanno consentito, sia tramite l'acquisizione di immagini di sorveglianza, sia grazie all'escussione dei numerosi cittadini che hanno collaborato con le forze dell'ordine, di identificare l'autore, deferendolo appunto in stato di libertà. Le motivazioni del gesto sono sconosciute, ma probabilmente riconducibili a un abuso di sostanze alcoliche. È fissato per questo pomeriggio il tavolo della Regione con il gruppo Wärtsilä per chiedere chiarimenti dopo la decisione del gruppo di chiudere parte dello stabilimento di Trieste. Oggi sarà il giorno della verità o quantomeno di un chiarimento. Nel pomeriggio i vertici di Wärtsilä sono attesi nella sede della regione per spiegare e chiarire perché abbiamo deciso di spostare la produzione dei motori a 4 tempi da Trieste alla Finlandia. Una decisione arrivata dopo mesi nei quali il gruppo diceva l'esatto contrario anche allo stesso ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Wärtsilä a Trieste ha 970 dipendenti, 450 saranno le persone che verranno mandate a casa e a queste vanno aggiunte le altre 400 che operano nell'indotto. Il presidente della regione Massimiliano Federica sarà molto duro nell'incontro di oggi. Chiederemo con forza e chiarezza da parte dell'azienda quali sono le intenzioni dell'azienda e dopodiché spiegheremo con altrettanta forza e tanta chiarezza quali sono le intenzioni delle amministrazioni pubbliche, e parlo quindi sia della regione che del governo, nei confronti dell'azienda se dovesse confermare questa sua scelta. Giovedì dalle 15:15 i sindacati hanno invece lanciato la protesta con una manifestazione unitaria in Piazza dell'Unità d'Italia, a cui è invitata tutta la cittadinanza anche per denunciare le altre crisi come la Flex e la Principe. I temi della transizione digitale, dell'intelligenza artificiale sono stati al centro di un incontro in Confindustria Udine. Ospite Marco Landi, unico italiano che ha assunto in passato la presidenza di Apple, ha dialogato con la vicepresidente Anna Mareschi Danieli. L'Associazione degli Industriali sarà presente il prossimo febbraio a Cannes, al festival più importante del settore. Transizione digitale e intelligenza artificiale sono due temi, seppur la maggior parte delle persone pensa simili, sono molto diversi fra loro. Oggi si parlerà proprio di intelligenza artificiale. Perché? Perché se oggi abbiamo ancora la possibilità di scegliere, di applicare in un certo modo l'intelligenza artificiale, fra pochissimi anni la riconversione del mondo lavorativo porterà l'intelligenza artificiale ad essere una condizione sine qua non per la competitività delle nostre imprese. Noi dobbiamo anticipare, questo è il nostro ruolo, dobbiamo far vedere le best practice e dobbiamo fare di tutto affinché le produzioni della nostra manifattura aumentino il valore aggiunto per far sì che il territorio diventi più ricco, come? Attraverso l'aumento dei salari. Per il mondo delle imprese convivere uomo, indispensabile, naturalmente la macchina però sempre più potrà dare un supporto anche per una qualità di vita e di lavoro migliore. La macchina andrà sempre di più a eliminare quei lavori di routine, quei lavori faticosi, quei lavori che sono pesanti, dando invece sempre di più la possibilità a creatività, a possibilità di un interfacciamento uomo-uomo con la macchina che diventa il mezzo per aiutare e facilitare il lavoro, ridurre il lavoro, prepararsi ad avere sempre di più capacità di poter gestire quella macchina, perché è l'uomo che deve avere il suo destino nelle mani, non lo può lasciare alla macchina.
Andiamo in Consiglio regionale dove l'assessore Pierpaolo Roberti e il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanina hanno incontrato i discendenti dei corregionali all'estero con l'ente Fasce. Presidente, oggi avete accolto i nipoti, i figli dei corregionali all'estero, una giornata importante per ricordare le loro radici. Sì, non solo per ricordare le radici, ma per rinsaldare questo rapporto con giovani che studiano e magari cominciano a affacciarsi sul mondo del lavoro nei loro paesi, ma che hanno questo stretto legame con la terra d'origine dei loro nonni e dei loro genitori. E credo che sia fondamentale da una parte per fargli sentire che c'è un legame valoriale, credo, importante con il Friuli Venezia Giulia, a cui loro guardano con grande interesse e grande attenzione. Dall'altra parte anche fare in modo che si creino dei legami non solo culturali ma anche sociali, economici con i paesi in cui si trovano, creando sempre di più delle opportunità, perché la crisi della pandemia ci ha insegnato che la globalizzazione selvaggia probabilmente, dal mio punto di vista sperabilmente, si è conclusa e bisogna aprire una serie di relazioni basate su rapporti valoriali, su filiere corte e su una omogeneità di pensiero. E credo che i corregionali all'estero siano i primi con cui la Regione Friuli Giulia deve parlare, specialmente con queste giovani generazioni. Simone Cristicchi e Amara sulle note di Franco Battiato hanno entusiasmato il pubblico della Fiera della Musica di Azzano Decimo. Parterre esaurito e pubblico tutto in piedi alla Fiera della Musica di Azzano Decimo per applaudire lo spettacolo Torneremo ancora, concerto mistico per Battiato, nuova produzione firmata da Simone Cristicchi con la cantautrice toscana Amara per la prima volta insieme sul palco in questo omaggio al grande maestro siciliano ad un anno dalla sua scomparsa. Uno spettacolo emozionante, già sold out in tutte le date del tour italiano, che presenta una scaletta di 24 brani tratti dal repertorio più spirituale di Battiato, riarrangiati su partiture originali dal maestro friulano Walter Sivilotti per i solisti dell'Accademia Naonis di Pordenone, ensemble in scena con i due protagonisti per tutta la tournée nazionale. Al termine del concerto, che il pubblico ha seguito, cantando tutti i grandi successi e i brani più toccanti di Battiato, dalla preghiera universale L'ombra della luce alla struggente La cura, passando per E ti vengo a cercare fino a Torneremo ancora, l'ultimo inciso del maestro non a caso scelto come titolo per il concerto. Un vero bagno di folla atteso e festeggiato Amara Cristicchi, confermando l'ispirazione e la profondità di un artista come Battiato, che, come ricorda lo stesso Cristicchi, ha saputo concepire l'arte come missione per aiutare la crescita e l'evoluzione spirituale dei propri contemporanei. Come le zingare del deserto. Tra poco a voi la linea, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.